Si riparte solamente quando riparte il settore delle costruzioni. Il messaggio è chiaro: di fronte al baratro, con un settore che dal 2007 ha perso 26.000 occupati, il fronte compatto delle costruzioni sardo tra imprese e sindacati presenta un pacchetto di integrazione al disegno di legge della Giunta che andrà a sostituire il piano casa regionale in scadenza il 29 novembre. Punto di partenza: regole chiare, procedure snelle. Oggi c'è un'assenza di regole, un'assenza di norme chiare, o meglio, ce ne sono troppe. E quindi c'è un conflitto fra le stesse. Per quanto concerne le infrastrutture, la mano pubblica deve assolutamente inserire nel processo proprie risorse. Tra le richieste gli ampliamenti anche oltre i 300 metri dalla costa per potenziare l'offerta turistica, gli incrementi volumetrici anche in zona A e nell'agro e l'utilizzo di materiali tipici del sistema abitativo locale, nell'ottica di mettere al centro l'uomo in un processo di valorizzazione dell'ambiente. Cercare di usufruire di tutte quelle che sono gli edifici perché possano essere al servizio dell'uomo, senza nessun tipo di volontà cementificatrice. Non tutte le richieste sarà possibile accogliere, ha anticipato l'assessore Riu, rimandandole, come il superamento dei vincoli del piano paesaggistico, ai prossimi provvedimenti, su tutti quello sul governo del territorio. Questo disegno di legge inizia domani l'iter in commissione consiliare, entro 10 giorni potrà essere approvato. Credo che i tempi siano compatibili con le aspettative delle associazioni di categoria che sono state rappresentate con molta chiarezza, ma direi con le aspettative di tutta quanta la Sardegna. Ci lasciamo alle spalle, se così sarà, una stagione lunga che ha visto l'urbanistica, in parte anche la pianificazione territoriale, tutta affidata alla transitorietà.